fondo io sono innocente, avrete il mio corpo ma non la mia mente. Dentro ad una cella penso alla mia vita che scorre come l'acqua e sfugge tra le dita. La mia innocenza l'ho urlata al magistrato che con grande sufficienza mi ha condannato, ma io lotto sotto ogni accusa e mi batto matto per una scusa che di fatto scatto per la mia fuga da un errore. Che orrore, oh vostro onore. Ora in onda Pop Economia e Rumore. Alessandra, te la linea. Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. A te la linea, Alessandra. Eccoci, siamo di ritorno martedì 18 febbraio. Avrete ascoltato, per chi si fosse collegato un tantino prima di voi ascoltatori, la canzone che fa così: io la mia innocenza l'ho gridata al magistrato che con grande sufficienza mi ha condannato. La canzone, il pezzo si chiama Errori giudiziari, di Andrea Cagnato, perché tra poco, voglio annunciarlo, alle 16:30, secondo blocco rumore, torna con noi e con grande piacere Beniamino Zuncheddu, la vittima del più grande errore giudiziario della storia d'Italia, e parleremo di una buona notizia: finalmente una legge di iniziativa popolare promossa dal Partito Radicale per il risarcimento, il giusto risarcimento in tempi rapidi per le vittime di errori e orrori giudiziari. Ma prima di tutto, la finestra madre, quella che dà il via alle danze, la pop economia, l'economia reale, la vita di tutti i giorni, la vita vera, con il macigno delle bollette che ci sta torturando, le più salate. Sapete dove sono? In Sardegna. È uscito un report pochi minuti fa. Meno male che il ministro Giorgetti, il ministro dell'economia, ha promesso di metterci mano e sembra stia preparando un provvedimento ad hoc per il caro bollette. E poi c'è la produzione industriale, dati veramente molto amari, maglia nera per la nostra produzione industriale, siamo gli ultimi. L'auto e il tessile soffrono tantissimo. Beh, insomma, noi cerchiamo di dare tutte le nostre risposte, voi fate le vostre proposte, commenti, domande, quelli che volete. E Sveva, a che numero possono contattarci i nostri ormai telespettatori, radioascoltatori? Per i messaggi WhatsApp 340 670 9659. Invece per chiamarci 02 92 94 7222. Ovviamente, grazie Sveva, potete ascoltarci sulla Radio DAB, Voce Radio Libertà, potete vederci su ciascun device che preferite, tutti i social, pagina YouTube, pagina Facebook e su radiolibertà.net e anche, se volete, in televisione 252 del digitale terrestre. E mentre aspettiamo il professor Marcello Gualtieri, che oggi torna con noi, pare che non riesca a collegarsi. Sveva, pensaci tu, è disponibile, mi dice su Skype. Saluto con grande piacere il presidente del Codacons, l'avvocato che ci sta accompagnando da qualche puntata, Gianluca Di Ascenzo. Ben ritrovato, avvocato Di Ascenzo. Grazie a voi per l'invito, è sempre un piacere. E allora, avvocato Di Ascenzo, ho visto innanzitutto, terminato, siamo scampati al Festival di Sanremo, un bel festival, devo dire, con delle belle canzoni, il più ascoltato di sempre, ma il Codacons ha dato un premio ironico, indovinate a chi? Indovinate a chi? A Selvaggia Lucarelli, una influencer. Ecco, ci dica un po' questo quadretto che mi ha fatto sorridere. E poi, ma voi lo sapete, cari amiche e amici di Radio Libertà, quanto guadagna una influencer?
influencer. Pensate voi che noi dobbiamo costruire il nostro pensiero critico, abbiamo bisogno dell'influencer. Pensate un po' dove siamo arrivati, e questa è una critica, sì, da parte mia. Di Ascenzo. Allora, beh, Selvaggia Lucarelli, insomma, spesso Codacons è sotto la lente della sua osservazione, insomma, quindi non manca di rilanciare nostre iniziative piuttosto che riprenderci se qualche volta può capitare che inciampiamo, insomma, quindi per questo abbiamo deciso, insomma, di farle questo riconoscimento. Ma il tema non è banale, perché giustamente, come dicevi tu, l'influencer marketing muove decine di miliardi in tutto il mondo, tant'è vero che non è solo sotto l'attenzione delle autorità italiane, ma addirittura la Commissione europea, d'intesa con le autorità per la tutela dei consumatori dei vari paesi europei, ha avviato delle verifiche sui siti internet, sui social degli influencer. L'Italia è stato uno dei primi paesi che si è mosso in questo senso con delle indagini, e addirittura c'è un sito della Commissione europea che si chiama Influencer Legal Hub, dove la Commissione europea vuole informare tutti coloro che vogliono diventare influencer e quindi vendere sostanzialmente, grazie alla propria immagine, aiutare a vendere prodotti, beni o servizi, conoscere quali sono le regole del gioco, perché in questi anni, grazie anche a un sondaggio... Eccoci professore, ben trovato. Si è materializzato il professor Gualtieri, che da un po' che non vediamo. Professore, ma anche lei è stato vittima di qualche bolletta? O soffre il freddo come il presidente di Nomisma Energia Tabarelli, che neanche lui si riusciva a collegare la volta scorsa? Ci dica un po'. Ci siamo collegati finalmente. Non ho sentito. Mi sente? Mi alziamo un po' la voce, perché insomma non solo la stangata della bolletta, anche la voce bassa non posso farcela. Ok. Buonasera a tutti innanzitutto, grazie ancora per l'invito. Puoi ripetere, Alessandra, cosa mi avevi chiesto? Perché ho detto, come mai il professore non riusciva a collegarsi? Anche lei vittima di qualche bolletta assurda? No, piuttosto sono i misteri di internet, qualche volta funziona, qualche volta non funziona, senza un motivo reale. Ecco, in sua assenza noi parlavamo di una cosa reale, di influencer, pensi un po', lo sa quanto guadagna una influencer oggi, professore? Lei lo sa questo? Posso immaginare qualche decina di migliaia di euro al Guardi, mese. te lo dico io, quando va male, ma proprio perché poi ci sono le macro influencer, le mega influencer o i mega influencer o i macro influencer, quando va male dai 3.000 ai 7.000 euro a video. 7.000 euro a video. Si immagina lei? Ma non fanno debito però loro non fanno debito. Follia di questi tempi, dai. Allora, innanzitutto, com'è stato, professor Marcello Gualtieri, economista dell'Università di Torino? Come sta tutto questo tempo senza di noi? Le siamo mancati? Tantissimo, però vi ho sempre seguito online, in televisione, sulla app, sempre spiritualmente presente. Ho seguito tutti i vostri ora che è materialmente presente, sempre interessanti. Ecco, ora che è materialmente presente, a quanto siamo con il debito magari lo leggiamo dopo, perché mentre lei è stato via sono successe tante cose. Allora, produzione industriale, lo avevamo detto molto tempo fa, andiamo malissimo, professore, malissimo, maglia nera, e soffre, indovina chi? Le auto, il settore auto sta affondando, e il tessile. Poi c'è il problema delle bollette, che con il presidente del Codacons l'abbiamo ripetuto ogni martedì, perché è la croce degli italiani, è diventata. Questa qui è la croce degli italiani. Giorgetti, il ministro, sembra stia facendo un provvedimento ad hoc. E poi, professore, le dico una cosa che la solleticherà moltissimo. Mario Draghi sta parlando moltissimo, sia a livello geopolitico che economico, e sul problema dei dazi e strazi, come dico io, che cosa ha detto? Proprio da pochissimo, ieri, ma l'Europa, attenti bene, impone quasi i dazi a se stessa. Insomma, Mario Draghi cerca di dare una scossa a questa Europa che è rimasta davvero KO, con tutti i pugni che Donald Trump, con la sua irriverenza, col suo carattere così, diciamo, dominante, le sta dando. Che dice, professore? Ci traccia un piccolo quadro macroeconomico / geopolitico. Va bene, ci provo. Partiamo dalla situazione italiana, che è caratterizzata da questo calo della produzione industriale, che ormai è da quasi 2 anni, 23 mesi consecutivi di calo. Come spiegare questo calo?
Cioè, dobbiamo capire come è costituito il nostro PIL. Il nostro PIL è fatto per circa il 30% da export e per oltre il 50% da spesa pubblica. Quindi più dell'80% se ne va con queste due voci. Tutto il resto dell'economia si divide il rimanente 18-19%. Quindi è chiaro che se non funziona l'export e se non funziona la spesa pubblica, non può funzionare l'economia del paese. Ora, la spesa pubblica il problema della spesa pubblica è la sua efficienza e la sua efficacia. Il problema dell'export è legato alla congiuntura internazionale. Allora, partiamo dall'export che è più semplice. L'export, il nostro principale mercato di sbocco, che è la Germania, è in recessione da svariati trimestri. Il settore trainato, che è quello dell'automotive, si è autoimposto i dazi, come dice giustamente Draghi, come ricordavi tu poco fa, per cui l'export soffre moltissimo. Ricordo che l'export italiano non è fatto soltanto e soprattutto da moda, fashion, design e quant'altro, ma è fatto fondamentalmente... È fatto da meccatronica, cioè quindi meccanica più elettronica del settore auto, chimica, farmaceutica e poi anche il tessile. Ma fondamentalmente i due principali settori sono meccanica e chimica farmaceutica. Ora, se soffre il commercio internazionale, e qui arriviamo già a Trump, è chiaro che soffre l'economia del paese. I dazi non faranno altro che peggiorare la situazione, sia per chi li subisce in questo momento, l'Unione Europea, sia per chi nel lungo termine li impone, cioè gli Stati Uniti. Perché la storia, l'abbiamo già detto tante volte, è fatta che ad ogni dazio corrisponde un controdazio e a cui corrisponde un altro controdazio, poi ancora un controdazio. Il risultato finale nel lungo periodo è la contrazione del commercio internazionale con danni per tutti. Chiudiamo il discorso dell'export, passiamo alla spesa pubblica. La spesa pubblica, benché il ministro Giorgetti si sia assolutamente contraddistinto per rigore assoluto nei conti pubblici, e questo è sicuramente apprezzabile, purtroppo la qualità della spesa pubblica continua ad essere pessima in Italia e in particolar modo è diventata molto scadente. La qualità della spesa pubblica è legata al famoso PNRR. Praticamente quello che doveva essere lo strumento di rilancio del paese, per insipienza progettuale del governo Conte 2, che ha scritto gran parte di questo PNRR e a seguito del quale poi è anche caduto, come sappiamo, è subentrato il governo Draghi, alla fine in questo PNRR si è purtroppo concretizzato in spesa pubblica inefficiente, inefficace, al limite dello sperpero. Oramai, quando siamo davanti ad una spesa pubblica di dubbia efficienza, di dubbia anche intelligenza, consentitemi, il commento comune degli operatori è: due punti, saranno i soldi del PNRR, perché si stanno spendendo i soldi, tra l'altro in buona parte a debito, ma su progetti assolutamente insignificanti per il Paese. Non c'è, ad esempio, e qui chiudo il discorso, un progetto sulla autosufficienza energetica del Paese. Ecco, ne abbiamo parlato e proprio quindi siamo costretti a comprare l'energia dall'estero, sempre il solito discorso che vi abbiamo fatto tante volte: energia dall'estero, il gas dall'estero, facciamo l'energia elettrica con il gas lo prendiamo dalla Russia, adesso lo prendiamo dall'Algeria, non vogliamo il nucleare. Ne abbiamo parlato proprio martedì scorso, no? Dell'autonomia energetica. Quindi questo il quadro, ho cercato di riassumere quello che mi ha raccontato. È pesantemente negativo, professore. Poi lei, insomma, è abituato a toccarla piano, quindi, insomma, ci dice sempre le cose in maniera molto ottimistica, no? Come nel suo stile. Ma, professore, il gas è ai massimi, l'abbiamo detto l'altra volta, lo scorso martedì con il professor Tabarelli, il quale insiste e parla di nucleare come unica strada possibile. È così? Sì? No? Io personalmente sono assolutamente favorevole. Il problema è che gli italiani per 2 volte, con 2 referendum, hanno detto no al nucleare. Quindi questo cosa vuol dire? Dobbiamo evitare agli italiani di votare? Ma forse su questi temi sì. Su questi temi ci occorre una decisione politica forte, perché non riesco a capire quale possa essere il nostro futuro energetico se il nucleare non lo vogliamo fare,
le trivellazioni dell'Adriatico per trovare il gas non le vogliamo fare, le pale eoliche sono brutte, i campi eolici deturpano il panorama. Allora, come facciamo a far viaggiare un'alta velocità da Milano a Reggio Calabria o facciamo funzionare un grande ospedale? Non vedo altra soluzione se non quello del nucleare. Ecco, lei dice se c'è l'Italia dei no, ovviamente se questo no, questo no, questo no, non possiamo costruire niente. Presidente Di Ascenzo, c'è anche un'Italia dei sì, e glielo dico io, ve lo dico io qual è, quella di diminuire le bollette. È quasi un grido di dolore. Ora, il ministro Giorgetti è al lavoro, ovviamente c'è il nodo delle coperture, tante cose si devono vedere perché nulla è semplice, ma ci stanno provando perché è comprensibile che questo è il problema dei problemi. Il problema è che oscilla tutte le famiglie, nessuna esclusa. E il Codacons che dice, lei ci è prezioso per ricapitolare la questione a livello proprio pratico di consumi e di economia reale, ma anche per quei passaggi che non sono sempre semplici da fare dal mercato libero al mercato tutelato, alle residuali graduali. Innanzitutto, che cosa dice il Codacons su questo? Andiamo sulle bollette e poi passiamo anche alla classifica di quelle che sono le regioni più che stanno soffrendo per questa spina atroce. Sì, allora, sicuramente quello che sappiamo è una delle misure che sta valutando il governo, è quello di alzare la soglia dell'ISEE per ottenere il bonus energetico, perché lo ricordiamo, qui facendo una comunicazione di servizio sul sito dell'autorità di regolazione che è l'ARERA è possibile trovare informazioni sui cosiddetti bonus sociali, che vuol dire che ad oggi c'è una famiglia con un ISEE di 9.530 euro circa, ha diritto a un bonus, un unico bonus per quanto riguarda la bolletta elettrica, del gas e l'utenza idrica. Questa soglia sale a 20.000 euro nel caso in cui ci siano 4 figli. Allora si vuole, come è stato fatto in passato, si sta immaginando insomma di alzare, è ovvio poi dopo bisogna fare i conti con la copertura finanziaria, questa soglia per far ottenere questo bonus che si può avere in modo automatico una volta che si presenta la dichiarazione sostitutiva unica per avere l'ISEE. Che cosa consiste il bonus? Di fatto in uno sconto sulla bolletta che può andare, per quanto riguarda la bolletta elettrica, dai 13 euro circa ai 19 euro circa al mese. Questo a grandi linee. Il gas è un po' più complicato perché dipende dal tipo di servizio che viene svolto, se è per l'acqua termica, facciamoci l'esempio, lo scaldabagno, piuttosto che la cucina, piuttosto che il riscaldamento, a seconda dei consumi si può ottenere, a seconda anche delle zone in cui si risiede, quindi anche del freddo, si può ottenere un bonus diverso. Però qual è il tema? Non tutti quanti hanno la possibilità di accedere al bonus, e la grande contraddizione del mercato italiano è che in un mercato in cui ci sono più di 700 operatori, quindi dove la concorrenza dovrebbe favorire la competizione, quindi abbassare i prezzi, ad oggi vediamo che molti sostengono, anche molti analisti, che il mercato a tutele graduali è quello che consente di risparmiare, e quindi anche per questo è stata introdotta la misura per cui le persone vulnerabili possono rientrare fino al 30 giugno nel mercato a tutele graduali, che vuol dire che si può risparmiare circa 113 euro. 713 euro, ripetiamolo. Esatto, perché questo che vuol dire? Che se si è ottenuto questo risultato è perché sono state fatte le aste. Allora, la contraddizione italiana, dove ricordiamo che noi paghiamo in più circa il 40% le materie prime rispetto a Spagna e a Francia, e questo non dovrebbe succedere in un mercato dove ci sono così tanti operatori, quindi c'è un'inefficienza del mercato. Cosa fare? Quello che possiamo fare è, ad esempio, l'autorità ha realizzato, noi lo diciamo ogni volta, il portale offerte, che è un comparatore istituzionale dove noi possiamo mettere i nostri consumi sulla base della nostra residenza, del CAP, e vedere quali sono le offerte sul mercato. Ci sono anche lì tantissime, per cui sicuramente il consumatore è disorientato, e poi ci sono queste situazioni strane, per cui ecco, vediamo che la Sardegna è la regione dove per esempio la Sardegna è quella che sta soffrendo di più, ma per quanto riguarda il gas vedo l'Emilia Romagna anche a un posto dolorante, non è così?
Sì, è vero, e poi c'è anche il tema delle speculazioni che sono sempre dietro l'angolo, perché ricordiamo che un paio di anni fa, quando il gas era altissimo, e quindi una delle soluzioni alternative, ad esempio, sono le stufe a pellet, che sono presenti in molte regioni dell'Appennino, insomma, del nostro paese, il pellet che oggi sta più o meno sui 4,90 €, sui 5-6 euro per 15 kg di sacchetto, proprio per fare i discorsi così pragmatici, era arrivato al triplo, insomma, quasi. E quindi è evidente che, così come si parla oggi di speculazioni sul gas a livello internazionale, vuoi per la congiuntura geopolitica a cui tu facevi riferimento, vuoi per il momento, anche perché d'inverno è ovvio che si consuma più gas e c'è più domanda, fatto sta che quelle che erano le previsioni di qualche mese fa, per cui si pensava che non si sarebbero raggiunti certi picchi delle quotazioni. Oggi, come ricordava anche il professor Gualtieri, purtroppo noi dipendiamo moltissimo dal gas, quasi il 40% dell'energia, se non sbaglio, dell'energia elettrica è prodotta con il gas, e con questo ha delle ripercussioni ovvie su tutta quanta la filiera, per cui, come giustamente dicevi tu, non solo i consumatori risentono di questi aumenti, ma anche le piccole e medie imprese. Ci sono dei gridi d'allarme fatti da Confindustria, ma non solo, Confesercenti, tutte le per la associazioni produzione industriale, ma esatto, anche per le piccole attività, soprattutto esatto. anche in questo caso per le piccole attività, perché con queste menate, con queste stangate, le piccole attività chiudono, non ci vuole nulla, e falliscono. Professore, Mario Draghi puntella l'Europa, la sprona, la punge sulla competitività, ma c'è anche un'altra personalità che è il governatore della Banca Italia, di Banca Italia, Fabio Panetta, che sempre puntella Madame Lagarde, dico io, quindi la BCE, sui tassi, e dice: il taglio dei tassi va davanti, no ad una eccessiva attenzione ai singoli dati. E lo sappiamo, Fabio Panetta è sempre stato favorevole alla sforbiciata, a tutela, no, anche dei ribassi. Ma professore, l'inflazione è sempre un problema? È ancora un problema? L'inflazione, diciamo che in questo momento sembra non più un problema. Mm. Così come la BCE è stata lenta nel reagire alla fiammata e lenta nella discesa. Lenta nella discesa dei tassi, lo posso capire, lenta nella reazione assolutamente no, è stato un gravissimo peccato. Quindi diciamo, continuiamo a scontare il peccato originale della tardiva risposta alla fiammata inflazionistica. Brevissimamente vorrei dirti due cose. Prima mi hai chiesto il valore del debito pubblico Ecco, sentiamolo. italiano. Lei ha il contatore Senti, sotto mano? sì, c'è il commendatore sotto mano, Non abbiamo poteva che essere così. sfondato. Allora lo speakeri bene, lo speakeri Sì, chiaramente. abbiamo sfondato la soglia psicologica dei 3.000 miliardi, quindi siamo a 3.000 miliardi, 3.025 miliardi e rotti. Quindi abbiamo sfondato Tradotto una... significa che per l'economia reale, io lo ripeto sempre per farlo non è comprendere ancora difficile, meglio agli ascoltatori. siccome siamo meno di 60 milioni di abitanti, Mm, e l'unico modo per pagare il debito pubblico sono le tasse mm. che pagano i cittadini. Siamo meno di 60 milioni di abitanti, significa che abbiamo ogni singolo abitante di questo paese, compreso i neonati e i centenari, ha un debito pubblico, si dovrà far carico di un debito pubblico di 50.000 euro, quindi per una famiglia di 4 persone 200.000 euro. Sempre rapidissimamente sulle cose di cui avevamo parlato. Porto la mia esperienza personale sul portale offerte dell'energia elettrica e del gas. Ho messo dentro i dati della mia abitazione, mi sono venute fuori 68 offerte. Cioè praticamente impossibile da Il capire che caos cosa più totale. scegliere. Mm. È che caos più totale, assolutamente impossibile. Mi metto nei panni di un pensionato che vorrebbe capire come spendere di meno, vengono fuori È 68 quello che diciamo offerte. sempre con il presidente di Ascensi. La Praticamente così. gente è confusa, siamo tutti confusi, nessuno escluso. Infine, il problema delle risorse, mi viene in mente un argomento di estrema rilevanza, che è la proposta della rottamazione 5 portata avanti dal ministro Salvini. Sì. Si dice che il problema è quello delle risorse, cioè come reperire le risorse per finanziare questa rottamazione. Ecco, qui c'è un equivoco di fondo gigantesco, perché la rottamazione 5 cancellerà dai conti pubblici italiani
somme teoriche, cioè non incassabili, e porterà nei conti pubblici italiani somme reali, quelle che pagheranno coloro i quali faranno la rottamazione. Quindi se noi continuiamo a dire che il problema della rottamazione è il problema delle risorse, che mancano le risorse, ma significa veramente il mondo al contrario. Cioè noi per tenere in piedi delle risorse finte che sono solo sulla carta, rinunciamo a degli incassi veri, che sono quelli che pagheranno chi rottamerà le cartelle. Ora, se non si vuole fare la rottamazione per motivi politici, etici, quello che volete voi, va bene, ma non diciamo che per problemi di mancanza di risorse, perché le risorse, la rottamazione le porta dentro incassi reali. Chiaro? Cancelliamo dai conti pubblici sanzioni e interessi che non saranno mai pagati, cioè somme teoriche, per cui siamo veramente al ragionamento, veramente siamo al paradosso dei paradossi. Non incassiamo somme reali per mantenere nei conti pubblici somme virtuali che non incasseremo. Chiaro. Presidente Di Ascenzo, ho il tempo proprio di un frammento perché vedo già i tentativi degli ospiti di collegarsi da parte della nostra regista, prego. Sì, no, concordo con quello che dice il professor Gualtieri, perché c'è anche la cosiddetta evasione di sopravvivenza. È ovvio che tutti quanti noi contrastiamo la cosiddetta economia in nero e il sommerso, però è evidente che c'è una situazione di difficoltà delle famiglie. Noi ne parliamo sempre ai vostri microfoni quando vediamo l'acquisto di minori prodotti a fronte di una spesa maggiore in generi alimentari. E questa è la cartina di tornasole, che c'è una difficoltà per le famiglie e bisogna cercare di aiutarle. Bene, allora professor Gualtieri la ringrazio, la aspetto presto quando vorrà. Presidente Di Ascenzo, grazie. Grazie E con la Pop Economia do appuntamento a martedì prossimo e rimanete con noi perché ora arriva una puntata di Rumore davvero molto interessante. A tra poco. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Rumore.
Economia Rumore, a te la linea Alessandra. Grazie Sveva, sono le 16:33 ed entriamo nel secondo blocco di Pop Economia Rumore. Dirò pochissime cose, pochissime battute per introdurre il tema, come oggi con piacere anche il condirettore di Radio Libertà Giulio Canarca. Ciao Giulio. Buon pomeriggio a tutti. Vengo subito a presentare gli ospiti e il tema è una proposta di legge che fa rumore, scuote politiche e cittadini, una proposta finalmente di iniziativa popolare promossa dal Partito Radicale, sempre fondamentale per squarciare veli di omertà, per fare il giusto rumore per le conquiste, tutte quelle moltissime che abbiamo fatto, e per la trasparenza e per la giustizia, e per garantire questa proposta di legge un sostegno economico immediato alle vittime di errori giudiziari. Ed è perché sapete cosa accade, cari ascoltatrici e ascoltatori, che dopo 7 anni, quando va bene, oppure dopo 10, dalla soluzione, le vittime di errori ed orrori giudiziari si trovano così, senza niente, senza alcun risarcimento. Ed è un piacere ritrovare qui collegato Beniamino Zuncheddu, che noi abbiamo intervistato con Giulio Canarca, abbiamo sentito a giugno scorso. Lo ricordate? La vittima di un errore giudiziario, Beniamino ha trascorso 33 anni in carcere da innocente, accusato ingiustamente di triplice omicidio. Ben ritrovato Beniamino. Buonasera a tutti. Buonasera Beniamino. E poi con noi, con grandissimo piacere, la promotrice di questa legge, di questa iniziativa, Irene Testa, giornalista e tesoriere del Partito Radicale. Ben trovata Irene. Buonasera, grazie. Buonasera. Sono molto contento che ci sia anche Irene Testa questa sera. Sono contentissimo, se mi permettete un piccolissimo inciso, di rivedere Beniamino innanzitutto, perché è diventato una persona di famiglia da quando ci siamo conosciuti senza mai esserci visti di persona. Per quello che ha vissuto, ma anche per quello che è, per quello che abbiamo percepito tutti relativamente alla persona che è. Quindi grazie Beniamino per essere qua, ma io sono molto felice che ci sia anche Irene Testa, perché la vicenda di Beniamino è la soluzione positiva di questa storia, credo non sarebbe stata possibile senza di lei. Non mi piace la retorica, ma questa non è retorica, è realtà, perché Irene si occupa da almeno 2 decenni, se non di più, di persone ristrette in carcere e di questioni che ruotano intorno alle persone che vivono questa privazione di libertà, più o meno giustamente, molte e spesso purtroppo anche ingiustamente, perché daremo un po' di numeri tra quelli che corroborano anche la proposta di legge. Irene si occupa di questo da tanto tempo, è giornalista, come ricordavi Alessandra, ma ha speso anche molte delle sue energie presso le istituzioni per portare nelle istituzioni questi temi. Correggimi Irene se sbaglio, ma credo che sia una battaglia ultrameritoria e che vada riconosciuta, perché non è proprio patrimonio comune o DNA comune né delle nostre istituzioni né del nostro mondo dell'informazione. Mondo dell'informazione che credo, e poi ti lascio subito la parola, ma anche nella vicenda di Beniamino debba recitare un mea culpa gigantesco. E grazie a te poi è venuta fuori alla tua costanza questa storia. Tu sei anche garante dei diritti dei detenuti in Sardegna, no? È un'altra figura importantissima quando viene presa sul serio, ma più o meno credo di poter dire che è misconosciuta, è poco valorizzata anche dal punto di vista istituzionale e anche qui di comunicazione. Perché un po' di passetti di civiltà in più li faremmo se queste storie di cui tu ti occupi fossero pane quotidiano anche dell'informazione, no? E quindi grazie anche ad Alessandra che ha fatto questa serie di puntate. Chiudo qui, ma sono grazie sentiti veri da cittadino, credetemi. Davvero grazie per le parole che hai speso, e sono davvero di conforto, perché occuparsi di questi temi non è semplice, nel senso che tu hai toccato anche il tema del carcere. Quello è proprio un argomento spesso molto difficile da affrontare, no? Sia a livello di informazione ma anche politico, se poi vogliamo. Ed è chiaro che queste vicende sono strettamente legate nella maggior parte dei casi anche al carcere, perché Beniamino in carcere ad esempio ci ha vissuto 33 anni, quindi noi dobbiamo anche riflettere su un sistema
giustizia che non funziona, che funziona male, che si ripercuote poi nella sua appendice, che è quella carceraria. Per cui noi abbiamo tantissime persone in custodia cautelare nel nostro paese, molte di queste vengono poi assolte o perché non hanno commesso il fatto, perché il fatto non sussisteva, e allora non ci si spiega però perché lo Stato, la magistratura che è stata così attenta nel perseguire queste persone, nel condannarle, a volte anche fino al terzo grado di giudizio, non è poi così attenta nel provvedere in tempi rapidi a risarcire queste persone. Appunto, io infatti devo dire, non capisco, poi me lo spiegherai tu e ce lo spiegherà magari anche Beniamino, chiamo anche Alessandra Raccolta, perché io faccio fatica a capire il motivo per cui una persona che ha vissuto come Beniamino 33 anni di ingiusta detenzione di galera, dal giorno dopo in cui è stata pronunciata la sentenza di assoluzione, dopo un processo di revisione che ne abbiamo parlato anche con l'avvocato Trogu, che è un'altra delle persone che credo vadano ringraziate proprio da un punto di vista civile e umano contemporaneamente per quello che ha fatto, l'avvocato riesce a farlo assolvere dopo un calvario per il processo di revisione che ha comunque dell'indecente, lasciamelo dire, perché non si può tenere a bagnomaria una persona e rischiare addirittura di comprometterne ulteriormente e gravemente la salute perché gli hai fatto intravedere una possibilità e non gliela fai mai vivere, no? E lo tieni in sospeso per anni. Ecco, dopo tutto questo calvario enorme, dolore su dolore, tu non hai dal giorno dopo la possibilità di essere risarcito. Io lo trovo un'infamità, non so cosa ne pensa Beniamino, che è una persona molto più equilibrata di me e io lo ammiro anche per questo, ma io la trovo una infamità, una cosa infame. Beniamino, che dici? Io credo che si ricorderà bene, perché poi questa proposta, come dicevi tu, si ispira proprio alla vicenda di Beniamino e però si porta presso migliaia di persone che... E altri. Esatto, che vivono l'ingiusta detenzione. Ma io do la parola a Beniamino, nel senso che io ho in mente benissimo il giorno che Beniamino è uscito dal carcere, neanche 10 euro per pagarsi un taxi, 20 euro per pagarsi un taxi, se non fosse arrivata la famiglia, Beniamino con le sue buste, perché lo Stato questo ha fatto con Beniamino, gli ha restituito le buste dei vestiti e gli ha detto adesso arrangiati, e oggi a distanza di un anno Beniamino si arrangia, ma e ringrazia la famiglia che gli sta dando, certo, perché ce l'ha, per fortuna. Esatto, ma lui, e ora lo dirà, è il primo che tante volte nei suoi racconti mi dice ma io sarei dovuto andare a vivere sotto un ponte, cioè, oppure adesso magari sarei diventato un delinquente sul serio perché devo andare a rubare per potermi campare. Beniamino. È giusto quello che sta dicendo Irene, perché non è giusto quello che fa l'ingiustizia. Uno quando esce almeno il biglietto per un pullman, non dico tanto, ma almeno il biglietto per un pullman. Io sono stato fortunato nel senso che sono venuti familiari, sono venuti, cioè, amici e tutto, è diverso. È uno che deve andare in continente, appunto. fuori Sardegna, come fa? È obbligato ad andare a rubare per farsi il biglietto per partire. E se lo riprendono, lo riportano dentro. E c'è sempre un delinquente in più. Ecco, Beniamino, volevo farti una domanda. Tu, dopo che ci siamo lasciati ad agosto, sei stato ricevuto dal Papa e gli hai dato il tuo libro, no? Il libro che hai scritto insieme all'avvocato Trogu che abbiamo sentito con te. Cosa ti ha detto il Papa? Di pregare per lui. Io gli ho detto di pregare lui per noi, perché lui è la potenza, no? Solo queste parole. Solo queste parole. Sì. E adesso come stai? Come passi le tue giornate in questo periodo? Da tutto come stai, come ti senti? Sto un po' benino. Posso dire che sto meglio. Benino. Sto meglio. Le giornate le passo un po' a casa, un po' in giro con gli amici. Passo un po' il tempo così. Do una mano d'aiuto a casa, in quanto mia sorella pure sta male. E così passo le giornate. Passi le giornate. Irene, qual è il sostegno previsto dalla proposta di legge? Beh, intanto la proposta prevede che sia previsto un assegno pari al doppio dell'assegno sociale. Noi non abbiamo messo una cifra precisa perché poi
insomma questo lo deciderà il legislatore se questa proposta arriverà in aula, che si aggira intorno ai 1.000 euro, diciamo, e questa proposta, questo assegno dovrà essere concesso alle vittime di giustizia che sono state assolte e che attendono, diciamo, la sentenza di risarcimento danno. Noi abbiamo previsto che i giudici in quella fase applichino una via d'urgenza, anche proprio per evitare che questo assegno venga dato per anni e anni, no? Però è anche chiaro che queste persone non possono vivere in quel frattempo in attesa del risarcimento, così come abbiamo detto, perché Beniamino, che è entrato in carcere a 26 anni, ne è uscito a 60. E questo significa che non solo lo Stato gli ha rubato, sottratto anni di vita, ma anche, senza citare il caso di Beniamino, che è veramente quello più estremo, più eclatante. Ci sono persone che magari in carcere hanno transitato per pochi giorni, o anche persone che non ci sono proprio entrate, ma comunque si sono viste una vita distrutta e rovinata, perché ci sono carriere che sono finite, carriere professionali, perché sono finiti su tutti i giornali con la gogna mediatica, distrutti, famiglie che si sono disgregate perché si sono separati di fronte a enormi vicende che li hanno coinvolti. Insomma, ci sono tante politici che hanno dovuto dimettersi, perché nel tritacarne della giustizia, negli errori giudiziari, nelle ingiuste detenzioni ci può finire chiunque. Questo è un dato che deve essere, come dire, chiaro a tutti, perché è un attimo finire, diciamo, in un... Proprio stamattina ho ricevuto la telefonata di una persona che mi ha mandato tutti gli atti del suo caso, e questa persona dice: non sono io, è una persona che si chiama esattamente come me, nome e cognome, ma stanno sbagliando. Ma in questi casi di persone che chiedono aiuto e che magari non hanno la forza neanche di pagare, non hanno soprattutto che non hanno la forza, ecco. Non hanno né la forza né le risorse economiche, perché Beniamino è stato nella sfortuna, perché una grande sfortuna quella che gli è capitata, perché 33 anni sono una cosa che non ci si può neanche pensare che cosa ha dovuto subire, ma ha avuto una sorella testarda che è andata avanti fino in fondo, pagando gli avvocati e sostenendo Beniamino dall'esterno, e questo è una grande fortuna. Ma chi si ritrova solo? Io ho conosciuto persone che hanno dovuto chiedere il reddito di cittadinanza perché non avevano i soldi per poter neanche mangiare. Beh, io credo che non si possa arrivare a questo. Questa è una legge Ecco, assurda. Irene, Sì. volevo chiederti una cosa, se non sbaglio, promotrice insieme a te di questa proposta di legge di iniziativa popolare, poi si può anche firmare online anche e negli altri banchetti dove siano presenti pubblicamente, ma anche online sul sito del Ministero della Giustizia si può firmare per questa proposta, che io firmo subito. Naturalmente firmerei 2 volte se fosse possibile, perché è il minimo. Sei promotrice, dicevo, di questa iniziativa insieme a Gaia Tortora, se non sbaglio, la figlia di Enzo Tortora, che tutti conoscono, giornalista della 7, e ad altre 10 vittime di errori giudiziari, che però sono 10, un piccolissimo campione di quelle quasi 1.000, il numero è mostruoso, fa venire i brividi, che ogni anno subiscono ingiusta detenzione. Se non sbaglio, i numeri che fortificano questa proposta che avete presentato, dal 91 al 2023, a tutto il 23, ci dicono che 31.397 persone, cioè circa 1.000 all'anno, sono state ingiustamente carcerate. Ecco, davanti a questi numeri io mi domando una cosa, forse è una domanda troppo elementare o stupida, però te la faccio lo stesso perché tu sei esperta e magari mi puoi dare una risposta. Da cittadino incredulo e sbigottito, ma perché? Che cosa osta? Diciamo, la vostra proposta va almeno a colmare un buco enorme, no? Quello che passa tra la soluzione e il momento in cui verrà stabilito il risarcimento. Ecco, in quel caso lì, come tu hai ricordato, almeno 1.000 euro al mese li vogliamo dare a questi cittadini e cittadine. Ecco, che cosa osta al fatto che il caso di Beniamino è mostruoso, 33 anni in carcere, ti assolvono, cosa ti rende impossibile avere il risarcimento subito? Perché non c'è un automatismo per cui
con un calcolo ben preciso si possa arrivare immediatamente. C'è tutto il tempo durante il processo di revisione per prepararsi a una tale eventualità, no? Se quella persona viene assolta sa già quanto le spetta e glielo diamo subito. Perché non può essere così? Certo, così infatti le cose dovevano essere, ma purtroppo non è così, nel senso che innanzitutto non è semplice ottenere il risarcimento, per cui è da tener presente che i numeri che noi abbiamo, cioè i 1000 innocenti ogni anno, sono ricavati dai dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi di quei fortunati che riescono a farsi accogliere le domande di risarcimento e ottengono il risarcimento. Quindi da quei risarcimenti si riesce a fare questo calcolo, ma noi dobbiamo considerare che basta pochissimo per non ottenere il risarcimento, basta che la persona che viene assolta nella sentenza ci sia scritto che non ha collaborato con la giustizia, non ha fatto in modo di collaborare e che il risarcimento non viene concesso. Quindi ottenere un risarcimento danni e con cifre enormi come quella di Beniamino non è facile, per cui è paradossalmente più semplice che lo ottenga uno che ha passato un anno di galera che non uno che ha passato 33 anni di carcere, perché noi dobbiamo dire che rimborsare Beniamino, ammesso che ci possa essere un risarcimento in grado di risarcirlo, serve una finanziaria, no? Per intenderci. Allora cosa dobbiamo pensare? Che Beniamino Zunchedu non dovrà mai avere il risarcimento danni? E purtroppo, come Beniamino, insomma, di vicende, di persone che hanno subito 20 anni, 10 anni, 15 anni, ce ne sono tante. E come dire, i dati ci dicono anche che prima di 10-12 anni il risarcimento non arriva, se non in casi proprio fortunati dove le cifre, gli anni di detenzione sono più inferiori. Ecco Irene, una proposta di legge di iniziativa popolare, lo diceva prima Giulio, vorrei che tu ricordassi un po' gli estremi per poter aiutare, no? E quindi per poter firmare. Questo è molto importante perché non tutti lo sanno. E poi, quali reazioni sta suscitando? Perché facendo un po' un giro dei media e dei giornali, ho visto che ha anche degli endorsementi importanti. Per esempio il direttore Vittorio Setri si è schierato ovviamente a favore dicendo una proposta davvero intelligente. La senatrice Erika Stefani che abbiamo contattato e che ci parlerà, magari poi invitiamo di nuovo te, invitiamo Beniamino se avete piacere e la commenteremo insieme, ne riparleremo insieme. Ecco, queste due cose volevo chiederti. Allora, noi intanto abbiamo scelto la via della proposta di legge di iniziativa popolare perché allora, rispetto a una proposta di legge ordinaria che finisce spesso nei cassetti delle commissioni e l'iter a volte neanche comincia, abbiamo pensato che invece la proposta di legge di iniziativa popolare depositata in Senato, il regolamento del Senato prevede che entro 3 mesi dal deposito delle firme debba essere discussa in aula. E quindi noi riteniamo innanzitutto che l'Italia necessita di un dibattito sulla giustizia in generale e che questa proposta possa servire anche a questo. Noi non pretendiamo che la proposta sia perfetta tecnicamente, ma anzi va benissimo migliorarla, speriamo Ma che faccia rumore, no? Per un dibattito sulla giustizia, no? Che serve, che è urgente nel nostro paese, no? Perché noi abbiamo anche visto che un'altra proposta di legge del Partito Radicale è finita in Parlamento, che è quella che prevede la giornata delle vittime degli errori giudiziari, che non vede luce, che sembrava essere quasi in via d'approvazione, mentre invece abbiamo visto l'Associazione Nazionale Magistrati schierarsi contro, addirittura anche il Partito Democratico astenersi e qualcuno a votare contro. Una proposta a costo zero che chiedeva semplicemente di poter avere una giornata il 17 giugno per l'anniversario dell'arresto di Enzo Tortora come giornata dove poter discutere degli errori giudiziari. Ecco, noi siamo in un paese dove non si riesce a fare neanche questo. Per cui non si deve sottovalutare questa proposta, i cittadini si sa che sono spesso più avanti. Dove possono trovarla proprio praticamente per firmare? Ecco, diciamo delle cose utili, pratiche. Sul sito del Partito Radicale, quindi www.partitoradicale.it, oppure sulla piattaforma governativa, basta cercare anche su Google referendum proposte di legge, il primo link che viene messo e si può sottoscrivere tranquillamente con SPID o CIE.
L'indirizzo è firmereferendum.giustizia.it. Firmereferendum, tutta una parola. Firmereferendum.giustizia.it, ma ci arrivate facilmente anche se cercate su Google Sì. le proposte di legge Zuncheddu, Ministero della Giustizia. È molto facile arrivarci. Che tipo di accoglienza ha avuto questa iniziativa, parlando di schieramenti politici, Irene? Ma se devo essere sincera, al momento gli schieramenti politici che hanno preso una posizione, pubblicamente hanno rilasciato anche delle interviste, sono prevalentemente parlamentari di maggioranza. Mi auguro che possa invece diventare una proposta di legge trasversale, proprio Certo. una proposta di legge di iniziativa popolare, e perché quando Beniamino è stato assolto, solo dopo, non quando si sospettava che fosse un ergastolano col fine pena mai, perché in quel frangente insomma nessuno ha osato prendere le difese di Beniamino Zuncheddu, ma comunque dopo da tutti gli schieramenti si sono fatti vivi, insomma da una parte e dall'altra, gridando e indignandosi per quello che era accaduto. Quindi io mi aspetto che oggi tutte le forze politiche, perché questa non è una proposta, diciamo, per Beniamino, è una persona che serve a tutti, che può servire a chiunque. È una Ecco, proposta per tutti. io ti giro un'osservazione che mi ha appena fatto una persona cara che sta seguendo anche la trasmissione, perché l'ho avvertita del fatto che avremmo parlato di questo tema, e però apre un'altra questione vecchissima che, come tu sai, Irene, radicali, ma per un certo periodo anche la Lega aveva appoggiato il referendum sulla giustizia, sulla responsabilità civile dei magistrati, no? E questa persona mi diceva: ma il signor Beniamino dovrebbe essere risarcito dai giudici che hanno pronunciato le sentenze che gli hanno fatto fare 33 anni di carcere. C'è del giusto in questo, diciamo, adesso, senza voler mettere la croce addosso a nessuno e senza voler riaprire l'eterno dibattito sulla responsabilità civile dei magistrati, ma è anche così. La proposta di legge che voi avete presentato fa riferimento alla Cassa delle Ammende, no? Come finanziatrice del sussidio per chi aspetta il risarcimento ed è stato già però giudicato innocente. Qualcuno dice che dovrebbero pagare non la Cassa delle Ammende, cioè lo Stato in generale, ma chi ha sbagliato, chi ha voluto sbagliare in tanti casi, perché diciamolo pure, c'è gente che non ha voluto vedere, non ha fatto il suo mestiere. Certo, perché poi l'errore, no, quando è fisiologico è accettabile, quando è patologico e 1000 detenzioni ogni anno proprio fisiologiche non mi sembrano. I commenti di questo tenore ne ho letto diversi anch'io, quindi molti cittadini dicono: siamo d'accordissimo che Zuncheddu abbia il risarcimento, e anche gli altri, ma perché non direttamente i giudici che hanno sbagliato nel condannarlo. E cosa poter dire? È comprensibile naturalmente, però dobbiamo anche dire ai cittadini, dobbiamo ricordare ai cittadini italiani appunto che noi Partito Radicale, ma insomma 3 anni fa anche con la Lega, abbiamo fatto l'ennesimo referendum proprio per chiedere la responsabilità civile dei magistrati, e come abbiamo visto la Corte Costituzionale non ha ammesso quel quesito referendario, mentre in passato, e ricordiamolo, proprio col referendum Tortora, l'83% dei cittadini italiani votarono a favore della responsabilità civile dei magistrati, e il Parlamento stravolse quell'esito referendario stabilendo che dovesse pagare lo Stato e non direttamente i magistrati per i loro errori. Quindi, e noi siamo sempre fermi lì. Ecco, io ho scelto di aprire questa trasmissione oggi con un brano di Andrea Cagnato che si chiama Errori giudiziari, e la canzone, un pezzo della canzone dice così: la mia innocenza l'ho gridata al magistrato che con grande sufficienza mi ha condannato. Voglio chiedere a Beniamino, gliel'avevo chiesto anche l'altra volta, quando tu parlavi con i magistrati e cercavi di esprimerti, di farti capire, di dire la tua innocenza, che cosa ti dicevano? Quando tu dicevi io sono innocente, qual era la risposta? E la risposta a loro, secondo loro, che io sapevo, avevo visto, avevo fatto. La risposta era confessa, no? Come più volte ti hanno detto. In pratica dovevo confessare una cosa che non mai ho fatto, eppure mi passava per la testa e mi passa per la testa. Non sono quel tipo di criminale, però loro per tappare la pentola
Tanto c'è lui, una persona, paga lui per tutti e non è giusto. Per tappare loro- la pentola. E quindi c'è un... Loro mi chiedevano sempre che dovevo confessare questa cosa. Così mi agevolavano, mi davano magari la condizionale. Dovevo ravvedere, secondo loro. E mi spettava la condizionale. Però con il ravvedimento, sicuro ravvedimento. Non ho avuto mai un rapporto, non ho avuto mai un richiamo, non ho avuto mai niente di niente, sempre comportato bene. Cioè, come il mio carattere è quello e quello è Già. rimasto. Non è che mi abbiano cambiato la... Per quello si diceva prima, Beniamino, Irene, si diceva prima chi non ha fatto il proprio lavoro, perché quando tu mi dici confessa, vuol dire che non stai cercando le prove, i fatti, l'accertamento dei fatti e della verità, vuoi cavartela velocemente, non stai facendo il tuo lavoro. No. Possiamo girarla come vogliamo tecnicamente, ma la sostanza è questa, no? Però se noi sbagliamo, loro non pagano. Anzi, gli danno anche la medaglia. Però giustamente anche loro sono cittadini italiani, dovrebbero pagare anche loro, come stavate dicendo prima. Sì. E giustamente. Non è che deve pagare solo un singolo cittadino oppure cittadini normali. Devono pagare pure loro se sbagliano. Hanno una responsabilità. Grande, grandissima responsabilità, altro che... E per questo ci riconduce a quello che diceva Irene prima, no? C'è un problema di giustizia in questo paese e questa iniziativa è importante anche per questo, per Beniamino, per tutti e soprattutto per questo, per sanare quel problema. Non sarà un sogno, non si farà mai, di giustizia, di mala giustizia in questo paese, no? Sarà difficile, sicuramente sarà difficile. Perché loro una volta che hanno la divisa hanno tutto il potere, senza divisa non hanno niente. Penso io. Purtroppo è proprio anche una questione di potere, ha ragione Beniamino, secondo me. È una questione di potere che va limitato il più possibile. A Queste beneficio parole di di Beniamino tutti. credo che dicano tutto, Giulio, no? Racchiudono tutto il concetto. Penso proprio di sì. Io sottolineo che è importante firmare per questa proposta di legge ed è importante aprire questo varco. Giusto, Per me fare le è il minimo, non ci costa niente, ci costa molto poco ormai. Però dovrebbero pagare loro. Io sono d'accordissimo con Se Beniamino. non loro, i loro parenti. Hai ragione Beniamino, io sono d'accordo con te. Perché se no la responsabilità personale vale solo per chi è accusato e non per chi giudica. Sì. È giusto il principio della responsabilità personale, ma tu sei lì per accertare se c'è o no una responsabilità e non per dire a uno confessa che la facciamo corta. O no? Finisce così. Così prende le medaglie e tutto a posto. Io ho risolto il caso. Appunto. Io credo, Giulio, che dobbiamo chiudere, almeno così mi dicono, ma non è chiusa qui. Io ci tornerei a fare rumore su questa cosa, a sensibilizzare, se tu sei d'accordo, se voi siete d'accordo, anche con un'altra puntata, coinvolgendo anche la politica. Grazie. Io vi devo ringraziare. Abbiamo estrema necessità di far conoscere questa proposta, perché le 50.000 firme che per la prima volta, diciamo, abbiamo la possibilità di raccoglierle online, quindi dovrebbe essere anche più semplice rispetto ai tavoli che richiedono l'autenticatore, insomma, ed è sempre molto complicato raccogliere le firme in quel modo. Questa volta è molto semplice, basta dotarsi di SPID o di CIE, si va su online sul sito ed è in un minuto si fa. Però 50.000 firme sono tante e se non la proposta non ha problemi di come dire di essere condivisa, perché è una proposta di buon senso che i cittadini non hanno secondo me dubbi se firmarla. No? Non è il classico quesito che magari ti fa riflettere e quindi secondo me c'è una buona possibilità che si organizzano, ma se non è conosciuta, se non si fa informazione in questo senso, è difficile che i cittadini da soli vengano a conoscenza dell'esistenza di questa Allora, proposta. chiudiamo, ma non chiudiamo con la promessa che torniamo molto presto. Io voglio salutare e abbracciare, anche se da lontano, Beniamino,
Caro saluto e un caro Grazie abbraccio. Beniamino. E a presto. Grazie Irene. Grazie a voi. Ciao Irene. Ciao Beniamino. Ciao, Ciao. un abbraccio a tutti. Ciao. Grazie ancora. Avete ascoltato Pop Economia. Saldi, saldi. Gli anni ne ho passati dentro quella gabbia, sognando libertà, avvolto da incertezza e rabbia, e come riemerso da un sogno sono stato scagionato dall'errore giudiziario che mi ha tormentato, ma io grido e sfido in un confronto che ha ucciso il mio racconto, il mio futuro. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. A marzo. E lo sbirro diventa gangster. Il film più adrenalina.